veramente interessante. Sì, sì, sì. Ah. Eccoci, oggi siamo qui a Longarone, davanti a una villa favolosa fatta fine 800, primi 900. Dopo chiederemo lustro alla proprietaria, che si chiama Alessandra Calabrese, una delle proprietarie con il fratello. E questa casa è stata fortunata perché è stata praticamente salvata dal Vajont, perché l'onda è arrivata appena qui vicino. Adesso andiamo a incontrare la signora Alessandra. Ciao Alessandra, come va? Buongiorno. Buongiorno. Allora, bene? ci spieghi qualcosa di questa villa per piacere? Allora, questa villa si chiama Villa Cappellari Bonato perché è stata costruita da un certo Agostino Cappellari, che era uno dei miei avi. La villa risale al 1860 più o meno, ed è una villa in stile Liberty, come si può vedere. Sì, ma dimmi una cosa, ho visto queste rappresentazioni, questa signora e questi due personaggi, mi sai dire qualcosa? Allora, la signora che vedete in alto, sotto il tetto, è la signora Veneranda Sacchet, che era la sposa di Agostino Cappellari. Invece sotto abbiamo l'impresario Mengoni, che era l'architetto Mengoni, che era l'architetto della casa, e un impresario che aveva partecipato alla costruzione. Interessante. E in più ho visto, prima ho notato sul cancello, c'è questo bellissimo cancello di ferro battuto con delle iniziali. E chi sarebbero? Le iniziali sono giustamente le iniziali di Veneranda Sacchet Cappellari e AC sotto in piccolino per Agostino Cappellari. No, Alessandra Calabrese. No. Lo facevo credere quando ero piccola. Ma... Eccoci Alessandra, allora dopo questo io, se mi dai il permesso, inizierei l'esplorazione di questo caseggiato. Ma certo, siamo qua per questo. Benissimo, dai, andiamo. Eccoci qua, ecco, stiamo entrando in questa favolosa casa e anche dalle ringhiere si nota la qualità e il pregio, cosa hanno fatto. Guarda, che scale è eccezionale, dove c'era l'abbaino una volta, ancora una cosa favolosa. Queste qua erano le portacandele, dove una volta appunto mettevano tutti quanti i candelabri per avere la luce. Guardiamo, adesso iniziamo a controllare. Guarda, che console bellissima che abbiamo qui. Console ottocentesca, che aveva con quello che era a casa. E quanto abbiamo? Una campana. Campana con questo scritto Cappellari Caterina Caiada di Longarone. Questa qua è la proia della campana che andava sulla torre ed era il suo bellissimo. Andiamo avanti perché abbiamo tanto da esplorare in questo posto. Ecco qua. Questa è una stanza favolosa che era stata come nell'800. Tra l'altro, vediamo qua, queste qua sono delle particolarità bellissime che sono state fatte da uno scultore bellunese che si chiamava Francesco Frescura, no? E qua, guarda cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato le opere che sono state portate via durante la seconda guerra mondiale dai tedeschi, sono stati portati via i 4 affreschi, i 4 intagli, no? Dopo qua abbiamo 3000 cose interessanti da guardare sotto, perché adesso è anni e anni e anni che è chiusa questa casa. Vediamo un pochettino qua. Vaso degli anni 30. Sono 3000 cose interessanti, non sappiamo neanche da dove prenderlo. Un pianoforte. Peccato che siano oggi purtroppo i pianoforti. Il pianoforte. Chiaramente da restaurare, da mettere a
quadri, quadretti. Ci sono cose veramente interessanti, quadri come al solito, bisogna scoprire di chi sono. Qua veramente abbiamo anche lampadario. Sì. Guarda, guarda il lampadario veneziano, un carezzonico bianco, bellissimo. Guarda. Andiamo stanza, stanza. Per me è veramente un divertimento. Che tavolino insieme. Quadri, dettagli. Che stanza è questa? Questo è lo soggiornino.